Vedete questo spazio di gioco? Ok, ci mettiamo a coppie, un verde e un rosso. We have to make couple, red and green, together. I rossi devono cercare di rubare palle, i verdi devono difenderla. Red one, green one, you have to defend the ball. Defend the ball from the opponent. In this space, look this space. Ok? When you lose the ball, you do the same. Tu fai lo stesso quando riconquisti palla. Difendere palla qua dentro. Adesso vediamo come difendiamo palla. Io vi guardo, vedo che strategia adottate. Ok? Chiaro? Questo spazio qua. 3, 2, 1. Il regolamento però non puoi tenerla con le mani. Vai, guarda! Fare il regolamento dentro al campo. When the ball go out. Dai, proteggi palla. Come regolamento, questo è fallo. Quello è fallo. Puoi far palla, ma quello che ti consente il regolamento. Così è fallo il regolamento. Così no. Dai, proviamo, dai. Proviamo. Dai, prova. Dentro qua, Massimo. Fuori la palla è persa. Difendere palla. Bravo Nicolai. Parti del corpo si può difendere palla. La spalla, la coscia, le gambe, E poi tutto. tranne i gomiti. Non puoi fare così, gomitolto e fallo. Il regolamento ti dice però che puoi usare tutte le parti del corpo. Devo tenere la palla lontana dall'avversario. Lontana. Così è coperta, perché ci sono io in mezzo. Così è scoperta. Così me la freghi facilmente. Così è un po' più difficile. Giusto? Quindi usate un po' di più il corpo, anche la parte sopra. You can use the upper body too. Ok? Ram. You can use the upper body to defend the ball. Ok? Proviamo? Difendere, usa di più il corpo. Che fai la punta, giusto? Devo imparare a usare di più il corpo. Usa di più il braccio. Tienilo lontano, che c'è il braccio anche lungo 6 metri. Tienilo lontano, che non te la prende mai. Bravo, tienilo lontano. Tienilo lontano. Bravo. Usa il corpo, vedi che non si usa il braccio.